Figli miei, la vita terrena è la via verso l'eternità, verso la verità, verso la vita e verso mio figlio. E non abbiate paura, tutto ciò che è, tutto ciò è meglio per voi, tutto ciò che vi conduce verso la vita eterna vi sarà dato. Comprenderete che il senso della vita non è sempre il volere e prendere, ma anche amare e donare. Avrete una vera pace e il vero amore. Sarete apostoli del mio amore. Con il vostro esempio farete sì che anche quei miei figli che non hanno conosciuto l'amore di Dio desidereranno conoscerlo. Figli miei, apostoli del mio amore, adorate insieme con me mio figlio e amatelo e al di sopra di tutto cercate di vivere sempre nella sua verità. Vi ringrazio. Dice questo che mi piace tanto. Con il vostro esempio farete sì che anche quei miei figli che non hanno conosciuto l'amore di Dio desidereranno conoscerlo. In questo momento sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Siate benvenuti questa sera, vi saluto tutti indistintamente, uno ad uno, per augurarvi tutto il bene che voi desiderate. È molto bello essere qui in tante persone a pregare il Signore. Gesù ha detto: dove sono due o più di due riuniti insieme nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gesù è presente accanto a noi e offre le nostre preghiere al Padre. Grazie di essere venuti, ringraziamo Danilo che è l'animatore di questi nostri incontri e ringraziamo Padre Peter che è venuto da lontano per essere qui questa sera con noi. Carissimi miei fratelli e sorelle, non siete per caso in questo momento. Da noi cristiani cattolici non esiste il caso. Noi sappiamo, tutti noi, ante tutta questa storia di umanità grida nostro Signore. Niente succede senza Lui. Noi siamo radunati nel nome del nostro Signore Gesù, che ama tutti noi tantissimo, come dice sta caramata. Ecco questo tempo della grazia, carissimi, tempo della nostra purificazione interiore, anche tempo per la nostra decisione per Gesù. Dobbiamo decidere per Gesù. Ecco che dice: chi è sua madre, suo fratello e sorella? Ognuno di noi, chi fa la volontà di Dio, vuole dare a noi tutto. Ecco perché appare questa cara madre così lungo tempo. Vuole aiutare noi per salvare la nostra anima. Carissimi miei, noi possiamo avere tutto, ogni godimento di avere, ma se non abbiamo pace, Dio, non abbiamo niente.
Nostra cara madre viene come regina della pace. Tutti noi, questo mondo ha bisogno di pace. Senza pace non c'è felicità. Avevo un'esperienza quando parlo con i pellegrini, con questi loro problemi. Io sono andato a Santa Messa e pregavo ogni giorno e Dio mi ha dato una buona soluzione per ogni problema. Per me per esempio. Camilla, una ragazza, nata vicino a Torino, aveva malattia di gallo allo stomaco, ma soffriva tanto abbastanza. E quando sentiva Medjugorje apparsa la Madonna, è andata a Medjugorje e ha trovato sua amica che ha detto: cara mia, preparati per una buona confessione, devi confessare tutti i peccati, anche questi che non potevi dire prima. Volentieri. E lei si preparava e confessata. Dopo la confessione ha detto a sua amica: cara mia, ti devo dire la verità, io non ho più forti dolori. Quando mi sei venuto, ha detto: io ti assolo a tuoi peccati, nel nome, eccetera. Tutte e due hanno pregato sulla quell'apparizione un'oretta. Era tanta pioggia, come avevamo noi 10 minuti sulla strada adesso. E dopo questa preghiera, e tutte bagnate, questa ragazza grande ha detto: cara mia, io mi sento bene, io spero malattia sparita da me per sempre. Grazie di Dio, ringraziamo Dio. E hanno ringraziato sulla quell'apparizione. Ma dove questa statua di Madonna? Dove è cominciato a apparire questa caravana? E questa statua ha regalato un buddista dalla Corea. Aveva un bambino con tante malattie e nessuno poteva aiutare. E Gesù ha guarito questo bambino, lui è diventato cattolico e tutta la sua famiglia. E dice: Medjugorje è veramente un miracolo per me. Per prenotazioni del DVD della messa completa di Padre Peter si possono chiamare i seguenti numeri: 334 67 22 064 Giampietro, 338 79 68 434 Danilo. Extra DVD, testimonianza di Padre Peter da Medjugorje e altri clip video.